Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi vi presento la nostra corrispondente estera. No, scherzo, vi presento la cara Daniela MacArthur che si sta connettendo con noi addirittura da Minneapolis. Grazie Daniela per essere con noi. Grazie, ti ringrazio di questa opportunità, Adele, che mi dai. Parlo dagli Stati Uniti e spero che mi sentano molto bene e sono molto felice di essere qui. Daniela insegna italiano in un college di Minneapolis ed è, diciamo, intessuta di ricerca, di studio, perché mi è stata presentata dalla nostra cara Maria Castronovo, perché lei, diciamo, ha delle connessioni molto forti con la figura di Dante Alighieri. Ma non parleremo di Alighieri stasera, parleremo invece proprio dell'importanza del dubbio, della ricerca all'interno, diciamo, di quello che sarà la vita nel mondo che verrà. Qual è la tua opinione su questo argomento, Daniela? Io lo trovo essenziale. Senza il dubbio rischiamo di cadere in un pensiero unico che porterebbe solo e che ha portato solamente ad una struttura di dittatura in cui la libertà viene completamente recisa, tagliata dai nostri animi, dalle nostre volontà. E quindi il dubbio deve iniziare subito, quando i bambini sono piccoli, quando cominciano a chiedere. Quindi noi ci rivolgiamo alle giovani menti nel senso di essere a disposizione. Noi non riempiamo contenuti, ma siamo solamente lì per coadiuvare il loro cammino nella loro ricerca verso i loro talenti, perché noi dobbiamo fare prima di tutto un lavoro interiore nostro, come genitori, come insegnanti, operatori, in un senso molto largo. Noi dobbiamo fare un lavoro personale di ricerca e senza il dubbio non c'è la ricerca. Il dubbio è, se uno pensa di sapere tutto, a me viene in mente Socrate attraverso il grande Platone. I miei studenti mi dicono: entra in classe una platoniana, questo ti dice tutto. Quindi a un certo punto lui diceva: io so di non sapere perché mi metto alla ricerca, perché in quel momento lì ho il dubbio, io dubito di tutto, e fin da bambina io ho capito questo, che c'è proprio un dubbio, che qualcuno sta facendo un gioco. E quindi anche ora, specialmente ora in questo momento, mi viene in mente Dante. In questo momento io non posso non toccare Dante, il nostro amato Dante, quando dice: state attenti ai poteri forti, state attenti anche all'imperatore, a tutti i poteri, perché senza che voi ve ne accorgiate toglieranno la pelle ai leoni, scorticheranno i leoni e voi siete degli agnelli. Quindi immaginarsi uno che è in grado di scotennare un leone, immaginare un agnello. Quindi state molto attenti. E quindi noi dobbiamo stare in allerta, sereni, ma sempre in allerta, e il dubbio è quello. Quindi naturalmente il dubbio viene naturalmente quando una persona legge un giornale, legge una notizia, fa qualcosa, ma ne legge delle altre, perché è solo una versione. Come facciamo a sapere che questa è la versione giusta? Il dubbio ci viene che probabilmente non è vero. E quindi è essenziale avere questo dubbio. Questo dubbio io l'ho avuto sempre, l'avrò sempre, e in una società futura noi dobbiamo dubitare di certezze. Questo non vuol dire che dobbiamo essere negativi. Accogliamo le luci e le ombre. A me viene in mente in questo momento, nominato Platone, la caverna, insomma, ecco, il mito della caverna, ci siamo dentro, che tutti guardavano attraverso dei lumi, attraverso il fuoco, e vedevano appena delle ombre, quello che credevano di sapere, vedono: ma va bene così, stiamo male, ma va bene così.
E invece chi usciva diceva: "Ma come? Stavamo malissimo. Noi eravamo prigionieri di noi stessi." Perché in realtà Già, uno comincia a dire: "Ah, ma questi fanno questo va", beh, in fin dei conti quello che accade siamo noi che lo vogliamo. è così. Ma come noi lo Tra vogliamo l'altro ci deve essere Platone la volontà di cambiare. Come? certo, Platone è uno dei pedagogisti che noi studiamo nel nostro percorso, proprio per via del mito della caverna, che è di un'attualità sconcertante. Certo. Sei Senza di quello d'accordo? non si ca Ma, ma a come? Scusa, scusami. no, dicevo, è straordinario come senza conoscerci, alla fine tu stai enucleando tantissimi temi di nuova pedagogia e anche di metodologie che noi applichiamo nei nostri percorsi. È veramente straordinario, Daniela. Questo è il mio cammino. Ma io penso che siamo quanti siamo adesso? 8 miliardi? Siamo vicini agli 8 Sì, miliardi? Certo. sì, Siamo tutti differenti, ma veniamo tutti da una matrice unica. Quindi in quel senso lì noi facciamo parte, noi arriviamo qui a gruppi. E quindi questo sì, gruppo deve risvegliarsi. Abbiamo delle affinità, nelle nostre bellissime differenze abbiamo delle affinità e quando abbiamo questo percorso e continuiamo questo percorso ci ritroviamo. Ma è così importante in questo momento perché la nostra società si è divisa in 2, si è spaccata in 2, ma questo si sapeva che sarebbe avvenuto. E quindi a un certo già, punto ognuno è responsabile di se stesso. Uno non può è così, salvare, la barca c'è, ma uno non può salvare l'altro. È un lavoro karmico personale che ognuno deve fare. E attraverso sì. il dubbio è un grande mezzo, Strumento, è un Sì. grande È strumento, un sì, grande sì, sì, strumento e per dire un esempio, insomma, i miti sono molto importanti per me. I miti sono importanti. Quindi le conoscenze ci devono come. essere, anche se noi ci avviciniamo le conoscenze, i miti, le conoscenze latine, greche, che noi siamo in questa culla, noi veniamo da questa culla, quindi noi portiamo avanti e questo non può mancare, diciamo, non possiamo mancare nella conoscenza e mi son scritta giù qualcosina perché naturalmente vado e acquisto energia, ma dico i sentimenti Sì, si imparano. Noi non nasciamo coi sentimenti, noi li impariamo. I vero, miti sono il luogo dove noi impariamo. L'amore, il dolore, la sofferenza, la disperazione, la gioia. Se noi non ci mettiamo in relazione con l'altro, noi non conosci te stesso non avviene. vero, Conoscendo l'altro, noi conosciamo noi stessi. Quindi il conflitto tra la legge e la nostra coscienza, lo vediamo in Antigone. Ma allora io faccio questo secondo quello che devo obbedire, ma come mi sento io? Ma non è un sentirsi leggero, com'è la mia coscienza? Importantissimo questo. Devo veramente. Anche obbedire. questo Il mito di molto Priamo, per attuale. esempio tutti parlano di Shakespeare, certo, Romeo e Giulietta, ma lui l'ha preso da Priamo e Tisbe. È vero, Così si ispirò per diciamo Romeo, Giulietta e Romeo. Chi meglio di Narciso può rispecchiare i limiti di un'umanità egocentrica e chiusa, come abbiamo adesso. è vero. Come insomma, lo vediamo come se avesse raggiunto probabilmente la vetta dell'Everest, a mio parere, ha raggiunto, in Sì. quel senso lì. Ma ma Daniela, dimmi una cosa, Sì. mhmm, ma anche da bambina eri così Ecco, così da sveglia bambina a 8 anni mi dicevano quando entravo: "Entra la filosofa". Ecco,
non lo Quindi so. avevi già la tua missione, Sì, era già sì, sono chiaro. già venuta, ma quando dico Narciso, Fedra, Medea, Edipo ci parlano dei conflitti psichici, giusto? Sì, Dell'uomo, delle sue verità, e noi ci basiamo su questo. Quindi la letteratura greca, latina, portiamola avanti con grande valore, vero, perché il viaggio è un viaggio dell'uomo dentro l'uomo, e giusto. se noi non entriamo dentro non andiamo da nessuna parte, è È tutto vero. dentro. È vero, è vero. Noi infatti facciamo fare un percorso, ai nostri educatori, ai nostri genitori, un lavoro interiore perché per tirare fuori che cosa sono veramente, Certo. perché purtroppo l'educazione tradizionale non ce lo fa fare, No. capito? Non ci spinge a cercare chi siamo davvero, ok? Quali sono i nostri veri talenti, per esempio, Certo. no? E l'altra cosa interessante prima di chiudere, Daniela, che di cui volevo parlare con te, è che tu hai scoperto che Mhm, gli indiani d'America, che sono i tuoi vicini di casa, mhm. sono coloro che hanno ispirato Rousseau ad avere l'intuizione del buon selvaggio, guardando come gli indiani d'America crescevano nella natura, nel rispetto della natura, i propri bambini. Rousseau ha avuto questa intuizione che l'educazione occidentale non era così ben fatta e Certo. quindi ha dato inizio con le MIL alla nuova pedagogia che noi adesso stiamo portando avanti. È una scoperta che ho fatto oggi questo, perché io vivendo in Minnesota, a Minneapolis, noi abbiamo nel Minnesota 11 grandissime riserve di nativi americani, e quella più vicino a me è a 20 minuti di strada, quindi quando tu verrai ti porterò, è stupenda. Che meraviglia, Che guarda, che meraviglia. E meraviglia, che quindi meraviglia. loro parlano, hanno delle lingue, cioè non è una Certo, cosa. E certo. naturalmente, voglio dire, aspetta, scusami un attimo. Prego, io verrò a ringraziarti. Loro si chiamano Anishinaabe, Anishinaabeg, che vuol dire persone vere, persone originali. Che meraviglia. Invece gli invasori, che io chiamo gli invasori, gli europei, li Gli europei. chiamano Ojibwe o Chippewa, e loro parlano la lingua degli Ojibwe, che vuol dire invece raggrinzito, come uno quando dà un bacio e tiene le labbra strette, qui li dicono in inglese, da svedese pucker up, quindi con le labbra strette dà un bacio. In realtà è perché portavano i mocassini stretti, quindi immaginarsi, erano proprio lontani, lontani in una Anni maniera luce, pazzesca. anni Io luce. desidero mostrare questo, perché Sì, ha ragione di veduta, questo bellissimo cesto, meraviglioso. che è fatto da loro, ed è stato un dono che io tengo con grande onore, ed è dall'albero delle betulle. Ma Che non bello. rovinano l'albero, perché le betulle rilasciano questa parte esterna e poi si rifà, quindi loro non Chiaro, rovinano, e poi utilizzano tutto, certo, non si butta via niente. certo, Quindi certo. è una cosa bellissima che C'è molto, desideravo far vedere, perché penso che sia un arricchimento per il sì, tuo video questo, c'è ecco. molto da imparare da queste popolazioni che noi occidentali ritenevamo arretrate, Ma li chiamano invece, selvaggi, li chiamano i selvaggi, ma mentre sono invece noi, persone di una nobiltà d'animo, di una gentilezza, cioè hanno un animo superiore. sì, sono Le convinta di cose sono questo. uniti, si vogliono bene, mentre qui in America, dove vivo io, tutti staccati, tutti isolati, loro sono uniti, si aiutano, hanno questa tradizione orale che trasmettono la lingua ai bambini, e la nonna che è e trasmette, c'è un rispetto grandissimo per gli anziani, partecipano vivamente,
è una cosa straordinaria che io desidero che Hanno tu un conosca. senso della comunità che noi ce Certo, lo sogniamo. sì. Invece qui li vedono come fanno sai, quando fanno le loro celebrazioni, vedi tante persone che vanno, ma in realtà li guardano come se andassero al circo. Io quando vado sono in Atma Namaste verso di loro e in un senso di reverenza incredibile, perché capisco il battito del loro cuore, sento il battito del loro cuore, che loro con i piedi e con i sonagli cercano di attirare questo e invece le persone sono come in uno stato di oblivio. Quindi svegliamoci, partecipiamo, uniamoci in un abbraccio, perché è l'unico modo per sostenerci e per farcela. Grazie Atma della tua Namaste. lezione. Namaste cara Daniela e a presto, arrivederci e grazie per averci dato questa meravigliosa lezione dall'altra parte dell'oceano. È stato un grande piacere, un grande onore. Grazie, grazie Adele, grazie. Arrivederci a tutti e con una nuova chiacchierata di nuova pedagogia per parlare di questi meravigliosi temi che ci alzano le vibrazioni. Buona giornata!